Nuccia Palermo, una scelta di campo netta, lei era consigliere indipendente, era stata eletta nelle file di Sicilia Futura, adesso approda nella Lega con Salvini. Cosa l'ha spinta a fare questa scelta? Beh, non è una trasformazione, è semplicemente un dare seguito a quello che è il modo passionale, sempre così sono stata additata e per me è un vanto di fare politica, di cercare di difendere quelli che sono gli interessi di coloro che ti hanno dato fiducia, nello specifico gli agrigentini, se ci allarghiamo un po' la provincia e se ci allarghiamo molto, diciamo, l'intero territorio nazionale. Stiamo dando una svolta, io lo dissi qualche tempo fa, era arrivato finalmente il momento di creare nuova classe dirigente e sono contenta che un leader quale Matteo Salvini abbia riposto fiducia alla sottoscritta. Vedremo una Nuccia Palermo diversa, con una marcia in più, oppure è sempre Nuccia Palermo quella che sarà protagonista tra gli scranni di Aula Sollano? Nuccia Palermo non può cambiare la propria identità perché questa sono stata e questa sarò. Di certo finalmente ho la squadra, una squadra importante, una squadra forte, una squadra dal mio stesso temperamento, questo è palese, dove mi rispecchio in maniera molto limpida e molto come dire, impetuosa. Vi do una notizia, molto prima che dopo, avremo modo di avere il ministro Salvini ad Agrigento e il commissario Candiani, anche per avere in modo tangibile la presenza di una forza di governo che sta dettando il passo diverso rispetto al passato. Sulla vicenda della nave Diciotti ovviamente sono stati accesi i riflettori, Salvini è finito nel mirino, tante polemiche, ecco, rischia Nuccia Palermo di essere il parafulmine di tutte queste critiche per quanto riguarda il territorio agrigentino? Io non sono meteoropatica, i fulmini mi danno molto romanticismo e quindi non ho paura di ciò. Una cosa è certa, tanto rispetto per chi fa il proprio lavoro, però è opinione molto diffusa questa perché il popolo si è schierato dalla parte di Salvini. Aver dato un segnale di controtendenza rispetto alla possibilità di fermare qualcosa che altri dicevano non placabile è un qualcosa che mi allarma notevolmente. Salvini con il suo no, perché vedo molti del PD allarmarsi e gridare allo scandalo, sta salvando delle vite e sta frenando quello che era uno sbarco non controllato e non controllabile in passato che girava tutto intorno a quello che sembra un aspetto più economico che umanitario. Quindi il no, se serve a bloccare un reato, perché essere clandestini è già un reato, allora ben venga la presa di posizione Salvini e devo dire che mi schiero in maniera netta e palese con il leader Salvini.